La polizia di Pordenone stava sulle loro tracce dal 15 novembre scorso, dopo un furto a un negozio di Viale Treviso, in cui era scattato l'allarme antifurto. I ladri in pochi minuti avevano razziato 60 motoseghe e due gruppi elettrogeni per un valore complessivo di 50.000 euro, abbandonando poi in un terreno agricolo a Pasiano il furgone della fuga. Aveva gli interni parzialmente ricoperti di una polvere di estintore spruzzata dal gruppo criminale per ostacolare la loro identificazione, ma qualche traccia ha consentito di risalire a quello e ad altri colpi. Un gruppo di 4 soggetti di nazionalità rumena che raggiunto il territorio italiano nel giro di pochi giorni si muovevano in tutto il nord, tra Friuli e Veneto, ma anche in Emilia-Romagna, e colpivano le aziende scelte a caso in base a quelle che erano le loro esigenze per danni di diverse centinaia di euro. Al gruppo è stata attribuita sicuramente la responsabilità del furto commesso appunto a Pordenone, ma anche di un furto commesso con analoghe modalità in provincia di Parma e anche quello commesso a Treviso. Si sono impossessati di circa 20 biciclette dalla società Pinarello. Complessivamente il gruppo ha commesso furti per oltre 400.000 euro. In particolare il furto delle biciclette, 19 biciclette, a un ammontare di 290.000 euro. Si tratta di biciclette molto costose della appunto ditta Pinarello che ovviamente hanno un notevole valore di mercato. Dopo i loro colpi itineranti, i quattro avevano un punto di riferimento per conferire la merce che veniva via via rubata e stoccata. Si tratta di un'abitazione che appunto il gruppo aveva preso in affitto e che utilizzava per nascondere temporaneamente quanto rubato in attesa poi di portarlo di cederlo nel meccanismo di riciclaggio e di mercato nero. Sono in corso accertamenti per individuare chi sono i titolari delle biciclette che abbiamo rinvenuto ieri e che verosimilmente sono state rubate dalla banda proprio pochi giorni prima, pochi momenti prima dell'arresto di ieri.